Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, guardate un po' qua. Cic, ciac, cic, ciac. Cos'è questo? Questo è un effettino comunissimo che si trova in una pacca di siti web che mette basta. Però è una cosa che non si trova mai nei miei siti, perché sinceramente piace fino a lì, voglio dire. Non è che mi entusiasma. Però siccome un sacco di voi mi chiedono come si fa a fare questa cosa qua, allora oggi ho deciso di insegnarvi a farlo, perché obiettivamente è una boiata. Quindi oggi vediamo insieme come fare, com'è che lo chiamo? Transforming Hamburger Menu with Transition. Ok? Perfetto. Però prima di tutto iscrivetevi al canale, maledizione. Ricordatevi di cliccare la campanellina, se no ve li perdete poi i miei video che escono, quelli nuovi, perché ne esce 1/2 a settimana. Ricordatevi di lasciare nei commenti tutte le domande che mi dovete fare, perché io rispondo a tutti, e soprattutto mettete un mi piace a questo dannato video. Dislike, ok? Se non mi piace il video, non è un problema mio. Sigla! Avete fatto? Grazie millissimo, vi sarò eternamente grato per questo. Dai che andiamo di codice. Allora, questo qui ovviamente è l'esercizio già fatto. Passiamo di qua dove abbiamo la nostra bella paginetta bianca. Allora, prima cosa da fare è crearsi la solita cartellina di lavoro, andare a creare la solita strutturazione, ok? Con il collegamento a un foglio di stile. Ricordiamoci di andare a pigliare anche una bella libreria jQuery, perché per fare quell'animazione lì abbiamo bisogno di jQuery, qua non ci piove, e inizializzare lo script della nostra struttura, quello che sarà lo script che ci permetterà di attivare il pulsantino, ok? Detto questo, dall'altra parte foglio di stile, dove abbiamo il solito box sizing, border box, margin 0, padding 0 e il body, ok? Perfect, andiamo. Allora, nell'HTML, la prima cosa che vado a fare è crearmi un header. All'interno di questa header vado a creare un div che chiamerò navbar, e all'interno di navbar andrò a creare due span che chiamerò appunto icon bar per 2 tab, li mando a capo, e per poter andare a fare il movimento differente tra i due ho la necessità di andare a muoverli in momenti diversi, quindi inevitabilmente devo assegnare un secondo nome a questi elementi. Chiamerò il primo top icon, che è quello che sta sopra, tipo triste fantasia che ho, e immaginate un po', il secondo lo chiamerò bottom icon. Avevo scritto bottom, era in veneto il secondo. Che figata. Allora, bottom icon, molto bene. Allora, fin qua noi abbiamo finito. Salvo, vado a ricaricare la pagina e non vedrò assolutamente una mazza, perché ho creato delle robe che non ho formattato, e quindi è assolutamente meravigliosamente vuoto. Ok, passiamo al foglio di stile. Nel foglio di stile iniziamo andando a richiamare il nostro header. Il nostro header avrà un width del 100%, però obiettivamente è abbastanza influente l'header che stiamo facendo, e gli diamo un padding di 20 pixel, 30 pixel, così per creare un po' di spazio a destra e a sinistra, ma obiettivamente non si vedrà nulla, non lo sto nemmeno andando a colorare, ok? Molto più utile per noi invece è il nostro bel navbar, dove andiamo a dirgli che sia un position relative, lo trasformiamo in un'ancora per i suoi contenuti, i contenuti che saranno al suo interno, e mettiamo il cursor pointer perché voglio che appaia la manina quando ci passo sopra. Allora facciamo una roba rotonda carina, 50 pixel, height 50 pixel, ok, poi border radius 50%, quindi facciamo il cerchio, background andiamo a dirgli 3399FF, ma mi sa che ormai l'avete imparato a memoria anche voi il mio colore aziendale, tipo. E poi andiamo a dare un box shadow e gli diciamo 0,4 pixel, 8 pixel, RGBA, e lo facciamo 0,0,0,3. Ok, salviamo. Vediamo un po'. Va che bene. Ce l'abbiamo fatta, ok? Perfetto, adesso procediamo e andiamo a formattare le icon bar. Punto icon bar, che dovremo andare a posizionare ovviamente singolarmente, gli diciamo di essere larghe 22 pixel, alte, facciamo proprio una roba super minimal, un pixelino solo, colore di background gli diciamo di essere bianche, FFF, ok, position absolute, e poi andiamo a dargli un transition, quindi allora diciamo all punto, facciamo 3 secondi canonici e facciamo un cubic
Bezier, così li possiamo andare a dare delle animazioni che non siano proprio secche, cioè andiamo a lavorare su un'animazione un po' saltellante tipo. Allora butto giù numeri a caso, facciamo punto 26, virgola, facciamo punto 1, virgola, punto 27, virgola, 1.55. Ok, facciamo un'animazione che farà piau 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 piau. Ora salvo, avrò le icon bar una sopra l'altra qui su, vedete, si vede appena il puntino, ma sono qua in alto e sono una sopra l'altra perché essendo tutte e due uguali e tutte e due in position, ovviamente vanno una sopra l'altra. Pertanto è necessario adesso che si vada a lavorare sulle singole icone, quindi partiamo da top icon e a top icon gli diciamo, allora vediamo posizione, dobbiamo fare i calcoli della larghezza di quanto grande è il nostro elemento che li contiene, quindi vabbè, inutile che faccio finta, ce l'avevo già fatti i calcoli, basta che copio. Quindi, allora 21 pixel quella sopra. Allora, quindi poi per il left vado a dirgli left 2 punti, uso la proprietà calc qui e gli vado a dire 50%, ok, non mi serve quello, meno 11 pixel. Quindi cioè gli dico spostati al 50% e poi rientra della metà della tua larghezza, cioè della metà di 22 e dovrebbe andare esattamente al centro, vedete? Questa è una. Quell'altra la voglio spostare, si chiama, come l'ho chiamata? Ah, bottom icon, invece avrà le stesse caratteristiche, solamente che il top sarà differente, invece di 21 facciamo 28 ed eccole qua. Benissimo, allora cosa voglio aggiungere adesso? Adesso voglio che quando clicco qui venga applicata una classe che faccia sì che vengano cambiate le dinamiche di queste due iconcine che ho creato. Allora punto navbar, punto la chiamiamo close, la classe, punto top icon, aperta e chiusa grafa. Allora voglio che tu faccia un transform rotate e devi ruotare di 45 gradi e devo anche cambiare la posizione del top, invece di 21 la porto a 24 pixel. E per lo stesso principio, quando vado su bottom icon faccio la stessa trasformazione e la porto a 24, solo che questa volta invece di girare così faccio girare colà, quindi non più 45 ma meno 45 gradi, ok? E dovrei anche abbastanza esserci. Qui ovviamente se ricarico non cambia niente perché anche se clicco non viene applicata la classe, ok? Per applicare la classe cosa devo fare? Devo utilizzare jQuery, né più né meno. Ergo vado di qua, torno in index e vado a creare uno scrippettino super easy. Allora dico dollaro trattino, quindi abbiamo il punto, veramente ho detto trattino, mi sto rincoglionendo ragazzi, apc, punto navbar, punto click, cioè quando clicco in navbar, function, aperta, chiusa tonda, grafa, giù a capo e torno su qua. Quindi quando faccio clic su navbar, sempre a navbar, dollaro navbar, punto navbar, vado a fare un toggle class, quindi applico una classe con jQuery e la classe in questione è la famigerata classe close, ok? Quindi per capirci, quando clicco qui al navbar deve essere applicata la classe close che prende i due ometti e li gira. Vediamo se è vero, ma direi assolutamente sì, ok? Vedete quindi che è facilissimo, non so se notate che fa anche un po' di piau piau di saltello, perché abbiamo dato il cubic Bezier con quelle dinamiche lì. Allora cos'è che fa jQuery nello specifico? Vedete che se io vado a ispezionare l'elemento e vado a vedere proprio il navbar qui, ok, vedete dove abbiamo inserito, nel momento in cui io clicco qui verrà assegnata, vedete, la classe close. Se tolgo viene tolta, e tutto ciò ovviamente è facilissimo e si può fare con JavaScript in pochissimi passaggi. Chiudiamo tutto. Ah, mi dà un errore perché giustamente non c'è la favicon e avevo fatto l'iconcina.
No, buono. Allora, molto bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Questo tutorialino è semplicissimo, vi sarà molto utile e lo potete andare ad allegare al video di settimana scorsa dove avevamo fatto la navbar, quella con l'effettone in entrata. Se non avete visto il video andatevelo a rivedere, ve lo lascio qui alla fine, ok? Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille per avermi seguito e come sempre see you next time!